Chef che vanno, chef che vengono. Ecco, quindi avvicendamenti in cucina, lo chef ormai penso che dura, che so, 3 anni, stellato, non stellato, non ci si guarda più forse come un tempo, no? Ecco, si lascia una stella per riconquistarne un altro, lo dico con Alfonso Crescenzo, perché lui era il detentore della stella, cioè quello che ha fatto arrivare la stella in Calabria, Praia Resort, dico bene, sì, quindi Isola di Capo Rizzuto, esatto, e lo andammo appunto a trovare, e quindi me lo ritrovo poi a distanza di qualche anno, me lo ritrovo al Monastero Santa Rosa, dove abbiamo seguito per tanto tempo questo super chef Cristo Bob, che anche lui chiaramente si è avventurato, no? Ha abbandonato addirittura un albergo per andare in un caffè, no? Un caffè prestigioso, e quindi riparte lì sicuramente a zero. Qui immagino che sia ancora presente la stella in guida come online, perché adesso la Guida Michelin sta anche aggiornando durante l'anno online, quindi un po' tutti i risultati, sì. E quindi ad Alfonso Crescenzo il compito di mantenere questa stella. Io posso dire che chiaramente, insomma, ho appena provato anche qualche piatto, quindi devo dire, insomma, si è mantenuto nonché migliorato molto bene, ecco. E quindi cosa è successo quindi dalla Calabria ad ora? Dalla Calabria ad ora ci sono stati tanti cambiamenti. In Svizzera, 2017, sì. 2018 mi ritrovo in Svizzera, resto lì anche d'estate, dopodiché il 2019 lavoro nell'azienda agricola che avevo messo su già da qualche anno insieme a mia sorella e a mia famiglia. A Sarno, che è la località, sì, Lavorate di Sarno, natale, che è una piccola frazione da cui prende il nome proprio il marchio Terre Lavorate, e di conseguenza sono rimasto lì nel 2019, l'ho dedicato tutto me stesso a questo progetto, dopodiché una volta che è arrivato, ha raggiunto il suo equilibrio, poi ho avuto la possibilità di riallontanarmi e far sì che tutto funzionasse e che io ritornassi sui miei passi. Quindi poi è arrivato il Covid, c'è stata la pandemia, diciamo che abbiamo approfittato di questo periodo per portare avanti tante altre cose, però poi, come si dice, ciò che è bene, poi finisce bene. E quindi c'è un rientro comunque dopo Svizzera e Calabria, comunque distanti da Sarno e distanti dalla Campania, provincia di Napoli barra appunto Salerno, e quindi pomodori in sostanza, cosa si produce in questa azienda? Pomodori innanzitutto, pomodorini corovarese, che è una varietà autoctona di Sarno, e che dire, prodotti biologici che trasformiamo, e voglio dire, sono quei prodotti fatti con i valori e le tradizioni che i nostri nonni comunque ci hanno trasferito negli anni quando eravamo ragazzini, e che oggi faccio fatica a ritrovare altrove, ma faccio tesoro di tutto questo, sia io che la mia famiglia, portiamo avanti questo progetto con questa filosofia. Bene, quindi chiaramente nella cucina del refettorio, che sarebbe questo, diciamo, leggermente nella parte esterna, qua c'è una parte interna, cosiddetta gastronomica, no? Sì. Ma poi i clienti immagino che amano, no? Come dire, poi posizionarsi quindi in questo bel panorama appunto di questo ex monastero, e quindi prodotti che arrivano chiaramente dall'azienda di Sarno, abbiamo detto, ma anche sempre l'orto. Questo orto. Abbiamo l'orto del monastero, tra cui c'è anche un piatto chiamato proprio l'orto del monastero, e diciamo che va fatto con tutti i prodotti e tutti gli ortaggi vegetali che abbiamo noi qui in questo orto, che viene curato dal nostro agronomo, e che insieme a lui riesco ad avere una linea di prodotti che a noi servono per il menù, per la somministrazione di qualsiasi portata mi viene in mente, così mi organizzo con lui, e Michele è molto molto bravo nel portare avanti quest'altra cosa, è importantissimo. È una sorta di misticanza, cos'è un insieme di diciamo vegetali. Che durante il periodo di spalla dell'estate, voglio dire, abbiamo questo piatto che va servito con una
con un brodetto di spugnole e porcini, mentre nel periodo estivo viene servito, diventa freddo questo piatto, e c'è tutto un lavoro di lavorazione con questi ortaggi per la presentazione del piatto stesso. Poi viene accompagnato con un'estrazione di carota e lime e un pan brioche alle ortiche. Diciamo che prende un'altra veste, però nasce sempre dal concetto di orto del monastero. Quindi l'utilizzo della spugnola, che poi sono le morilles en français, magari sì, il termine è più noto in questo senso, perché in realtà in Italia noi siamo produttori come di tartufo anche di queste spugnole, sì, no? Poi si chiamano anche spugnette, cose del genere, no? Sì, sì. Vari nomi, e quindi bene, un ottimo prodotto, appunto, che poi nel cambio di stagione si adatta. E infatti sentivo prima che si parlava addirittura di un piatto che mi incuriosisce, i 2 tartufi. Sì, beh, che cosa significa? I 2 tartufi, abbiamo un tartufo estivo che non è altro il fiorone estivo, ok? E poi vado ad abbinare questi tagliolini con il tartufo estivo e i migliarini, che sono questi peperoncini dolci di fiume, che una volta prendono il nome di migliarini nella mia località, perché venivano coltivati su questo piccolo fiume che si chiamava Fiume Migliaro, e per questi peperoncini che venivano coltivati là sulle rive di questo fiume hanno preso il nome migliarini, essendo piccoli. E non faccio altro che fare questo abbinamento tra i 2 tartufi e i migliarini, che dà un po' di freschezza. C'è il tartufo di mare che dà la sapidità, e poi la tendenza a i taratufi, no? I taratufi. Ecco, quindi allora c'ero arrivato, qui c'ero arrivato, infatti l'idea non è male, perché sono 2 appunto prelibatezze che magari funzionano molto, che so, in centro Europa, tipo in Svizzera, in Francia, piuttosto magari che in Italia. Devo dire abbastanza originale che in Italia si lavori appunto su queste cose, e quindi altri piatti che possono venire in mente. Ad esempio, io non ho guardato bene la carta, però immagino che ci sia una sorta di c'è anche la crostatina che ho assaggiare. Come un'illusione di potremmo dire di un'illusione di, come si chiamano questa specialità appunto napoletana, no? Campana, che si mangia a colazione, che viene fatto originalmente con, mi sembra, con lo strutto. Sì. Sfogliatine, sì. Quindi un'illusione di una sfogliatina, potremmo chiamarla così, nel senso che c'è un'altra veste, un sostantivo. Quindi bene, complimenti quindi a questa cucina ora firmata da Alfonso Crescenzo. E quindi cosa è successo, diciamo, durante il Covid? Adesso questo ristorante refettorio stellato Michelin si propone con anche un menù, diciamo, di più portate. Allora, ho fatto una presentazione del menù, l'ho stipulato in questo modo, c'è una carta molto vasta, non trovi più i 4 o i 5 piatti come magari si possono trovare solitamente nei ristoranti. Ho fatto 7 piatti per tipologia, dopodiché all'inizio, quando si apre il menù, trovi l'opzione o di un 5 portate che sceglie il cliente, oppure 7 portate che sceglie lo chef. E gli ospiti possono costruirsi il menù in base ai piatti, che se gli dà una mia idea, cioè se gli dà un'impostazione di un menù già fatto e il cliente arriva e dice ok, mi dai un menù vegetariano, un menù magari di pesce, uno di tradizione, questi sono, ok? Se non solo 2 menù. Allora ho detto facciamo la carta, vediamo se funziona. Sta funzionando alla grande, anche perché gli ospiti si divertono e dicono ok, io sono curioso, voglio questo, se costruiscono al menù. O 5 o 7 portate. Lo fanno loro. Io ho fatto la carta. Certo, che poi storicamente devo dire una cosa che faceva Heinz Winkler ad Dachau, dove potevi scegliere liberamente. Questo significava che potevi prendere anche tutti gli antipasti, tutti i primi. Esattamente. Ecco, esatto, c'era libero di fare, c'era questa un po' libertà effettivamente molto interessante, che poi adesso sembra sia tornata, quindi speriamo
che vada avanti così, sta funzionando alla grande. Poi, che dire, fare un menù e imporre dei piatti e imporre all'ospite di mangiare solo quei piatti, cioè mi dà un po' una sensazione di restrizione. Di restrizione abbiamo avuto già tanto. Quindi non è un menù con un percorso dello chef che magari studia nei mesi di chiusura e poi tipo quello famoso insomma di Uliassi, che effettivamente è stato anche premiato, le guide premiano anche questi menù che vanno per la maggiore, ma in realtà secondo me il concetto primordiale era quello appunto di avere un forfait di piatti a un costo minore, magari porzioni leggermente ridotte o comunque una porzione né grande né piccola, sì, in modo che si possa da poter soddisfare l'ospite. Che possiamo dire che è una novità quindi di quest'anno di Alfonso Crescenzo, quindi rispetto l'ho proposta ed è piaciuta come idea, l'abbiamo messa su e sta funzionando bene, quindi abbiamo un nuovo chef, abbiamo anche un nuovo direttore, perché quello precedente è andato in pensione, non che fosse, come dire, da cambiare, ecco. Lui è andato per età, bravissimo, era dall'inizio tra l'altro qui del monastero Santa Rosa, di origini tra l'altro venete, e bene, quindi cosa potremmo dire? Che ci sono più outlet, no? Insomma, c'è veramente adesso un ristorante per il pranzo, e questo quindi è appunto per la sera. Abbiamo un light lunch menu a pranzo, abbiamo un outlet in piscina, dopodiché c'è anche l'antica rosa la sera, che si mangia sul terrazzo del bar e sulla terrazza del bar. E poi in questo terrazzino qui ritroviamo il refettorio, che è lo stellato. E quindi un piatto simbolo della cucina di Alfonso Crescenzo in questi anni di attività, quale potrebbe essere? I tagliolini e 2 tartufi. Si faceva anche già in Calabria? Anche non i 2 tartufi, ma facevo gamberi. Quindi i cosiddetti tartufi, no? Li porto sempre con me, i tagliolini. Anche perché in Calabria poi erano i gamberi viola, no? In un certo senso, sì. ecco, quindi, esatto. Io ricordo con molto piacere la cernia, ad esempio, sì. dello Ionio, quindi ricordo con molto piacere, insomma, questi anche menù molto interessanti per chi alloggia in un albergo, quindi magari una sera mangia una cosa, una sera ne mangia un'altra, quindi mi ricordo che poi dopo aver provato la cucina creativa, la cosiddetta cucina che ti fa guadagnare la stella, in realtà poi lo chef, visto che in molte occasioni il cuoco in questione appunto ha operato anche per hotel o ville private, quindi una clientela appunto molto esigente, che quindi magari preferiva magari concentrarsi su delle crudité piuttosto che una cucina creativa, no? Assolutamente. Che può essere sicuramente di valore, ma poi certe volte, come anche per esempio uno potrebbe decidere, non so, facciamo una verticale romana e conti, però non mangiamo nulla, no? Oppure facciamo una serata solamente con i sigari e spizzichiamo giusto appunto qualcosa. È chiaro che insomma lo chef, la creatività dello chef un po' si va a far benedire. Poi il tartufo in questo senso penso che sia il nemico numero uno dello chef creativo, perché chiaramente quello poi bianco, tuber magnato un picco, va proprio tagliato crudo e quindi adagiato su qualcosa di caldo, che poi è sempre con l'uovo piuttosto che... Ma anche su qualcosa di freddo, non sta male. Ho provato tipo? Ma anche sui crostacei, su qualsiasi altro. Ma quello bianco o quello comunque estivo? No, parlo del fiorone, questo qua. Ecco, questo qui è il... Bene. Ok, con questo allora possiamo salutare, non so se ci sono altri progetti che possiamo anticipare. No, al momento seguiamo questa strada. Ecco, aspettiamo i risultati sia dell'azienda agricola che chiaramente la conferma della stella Michelin qui a Conca dei Marini. Anzi, io ricordo un piatto che era a base di tofani, e qui sicuramente ci sono, essendo molto profonda la Conca dei Marini, si trovano, e forse le avevate anche a Isola di Capo Rizzuto, forse anche là c'era qualcosa. Verso settembre.
Ecco perché c'è la stagione, chiaramente. Come poi anche, penso anche per i gamberi viola, io ne provai di buonissimi, di bellissimi, anche belli grossi a fine gennaio, dall'altra parte di Isola di Capo Rizzuto, ovvero Gallipoli, e li ricordo con molto piacere, chiaramente fuori stagione. Perché non sempre chiaramente... No, qui rispettiamo le stagioni. Ecco, non sempre poi il prodotto è buono quando c'è il turismo, ahimè. Sì. Bene, saluti quindi qui dalla costiera. Grazie.